Gara fondamentale per l'Imperial Ciccione contro Unchieri, impegnato nella lotta a playoff, padroni di casa penultimi a un punto dalla Lavagnese, necessario fare risultato per prendere la strada della salvezza. Immagini di Fabio Molinari che ci raccontano di una gara nervosa e assolutamente importante, in cui il primo a farsi notare al quinto minuto è Pautassi, e poi 5 minuti dopo la risposta dei padroni di casa con Giglio. Minuto 17, Ponsat a finire sul taccuino delle occasioni. 5 minuti più tardi è l'imperiese Rosati che va vicino al gol. Ancora Patuassi alla mezz'ora e poi il tempo viene chiuso dalla doppia occasione per Valvelli. 0-0 primo tempo e immagini del secondo che iniziano con lo stesso protagonista. Ancora Varvelli al terzo minuto, poi al quinto è Rosati a farsi notare, al sesto minuto è Coppola dell'Imperiotto a cercare la via del gol. Partita che sembra incanalarsi verso i più classici e tesi degli 0-0, tesi perché nel finale tanta tensione dopo il triplice fischio, con anche giocatori a contatto. L'Imperia centra un punto che diventa importantissimo. La Lavagnese perde, quindi viene agganciata dai nerazzurri. Tra 3 giorni, gara importantissima contro il Casale.